intervento da parte dell'autore e ci sarà soprattutto la rappresentazione a cui noi daremo particolare spazio naturalmente, perché è un lavoro molto interessante che si presta essenzialmente proprio a questa funzione, quindi è importante poter appunto seguirne quello che è diciamo, l'andamento della traslazione in lingua siciliana. E ci troviamo di fronte a un libro interessantissimo scritto appunto da Alessio, uno degli autori siciliani più prolifici e attenti del nostro tempo, scrittore, drammaturgo e poeta. Alessio Parti è soprattutto infine traduttore. In un'epoca in cui si parla di valorizzare il nostro dialetto siciliano, che pare sia definitivamente entrato nelle scuole, probabilmente, la traslazione del dialetto di una famosa opera come la L'Utopia di Shakespeare è un'impresa impegnativa, fondamentale, perché diciamo, è importante la traduzione, perché attraverso la traduzione indubbiamente si conosce meglio il dialetto siciliano e tra l'altro l'autore è stato molto abile, perché parla una cosa da niente, ma fare una traslazione dalla lingua addirittura proprio la traduzione dalla lingua inglese a quella italiana, poi quella diciamo della lingua siciliana, è importante perché bisogna saperla fare, bisogna attenersi scrupolosamente a quello che è l'immagine stessa dell'opera, no? E quindi se si traduce in maniera diciamo perfetta, naturalmente l'opera ne guadagna sicuramente molto di più. E ecco, la difficoltà sta proprio questo, nel cercare di fare collimare benissimo il testo in lingua italiana a quello che in dialetto siciliano, che non è facile, perché è una questione di immagine letteraria, naturalmente, perché non deve essere stravolto il testo stesso, perché tante volte la traduzione può anche in qualche modo incorrere a una diversità, no? Tra quello che è lo schema letterario in lingua italiana a quello in lingua siciliana. Una volta che invece ecco, c'è questa collimazione, naturalmente questa attività del traduttore, il giornalista di un illustre amico che è una traduzione molto breve però abbastanza supposta, no? Concentrata e proprio tra l'altro il valore della concentrazione l'opera, no? E quindi poi diciamo a parte l'intervento di Nigri, poi c'è un deliziosissimo riassunto, una trama che in breve fatta naturalmente dall'autore, e poi la traslazione in lingua siciliana, e poi c'è anche il testo in lingua italiana, quindi si può osservare ecco, non soltanto c'è la traslazione in lingua siciliana, ma c'è anche chiaramente il testo italiano, quindi la traduzione dell'indulto. Ha lavorato moltissimo, ha tradotto da Saffo fino a Enrico De Luca, ma soprattutto ha lavorato nel dialetto in maniera, devo dire, completa. Si dedica essenzialmente a questo lavoro, che lo fa veramente bene, e credo che sia importante questo aspetto, perché valorizza il dialetto siciliano, la lingua siciliana, che è la nostra effettivamente è una lingua. E dicevo io, ecco, c'è da chiedersi appunto perché questo lavoro è stato effettuato. E quindi ecco, c'è questo diciamo così anche una vera scommessa, perché mette alla prova soprattutto l'attività della parlata in siciliano e soprattutto i vocaboli e soprattutto l'inclinazione drammatica insita nella lingua siciliana, perché si presta molto in questo senso, e vedremo perché in questo lavoro alla lingua siciliana c'è quasi una affinità ben precisa. Tornando al discorso della presentazione di Ninni, io volevo sottolineare un aspetto importante. Ninni dice
l'Amleto di Shakespeare è forse diminuito di vigore nella versione siciliana, né è forse stata diminuita la sua efficacia comunicativa, ha perso di drammaticità? Penso proprio di no. E chi ama e studia il siciliano lo può constatare, anzi direi che la forza espressiva della nostra lingua natia l'ha reso più vibrante e a tratti più incisivo dell'originale. Eccone alcuni esempi. E lui naturalmente cita perché i motivi per i quali questo lavoro non risulta assolutamente stravolto, ma anzi qui neanche ci guadagna, perché è importante. Oltretutto noi siamo abituati alla fonia del nostro dialetto, però chiaramente nel raffronto delle volte magari sono le opere che non si presterebbero molto, no? Ma Amleto si presta molto invece. E perché si presta molto? Si presta il lavoro di Amleto, diciamo così, raccontato e quindi una rappresentazione teatrale vera e propria però dell'opera dei Ubi, ma si presterebbe veramente in maniera tradizionale, no? Così come per esempio bisogna dire che i lavori che hanno avuto origine di Alessio sono dei lavori comprensibili, quindi essendo leggibilissima si può prestare abbastanza per poterla veicolare nelle scuole, perché il dialetto per esempio siciliano non è semplicemente lo studio del dialetto, ma è lo studio delle opere anche del dialetto siciliano. Quindi un'opera come l'Amleto, letta ai ragazzi, fatta conoscere ai ragazzi, ha un duplice scopo. Ecco, farlo scoprire sotto l'aspetto letterario è giusto, quindi farlo assimilare ai ragazzi in maniera molto più semplice. C'è quasi una componente di c'è una fragilità in questo, proprio scoprire, diciamo così, l'essere come se effettivamente fosse un fatto assolutamente circolare. E allora queste similitudini possono essere rintracciabili anche in lavori come per esempio Uno Nessuno e 100.000. Quindi ecco che l'Amleto si scopre essere un lavoro siciliano. Poi reso nel dialetto siciliano, come lo rende Alessio, naturalmente è ancora più gradevole perché c'è due componenti essenziali della lingua, cioè dire quello della lingua arcaica, perché chiaramente quando noi parliamo per esempio di vocaboli come chi sta in l'ora più ammaderata della notte, quando il cimitero guadagno e l'inferno stesso ciuscia fuori lo so contaggio sura al mondo. Ebbene, questi termini ammavarato, che non si usa più, che noi lo contrapponiamo invece a puntaggio. Andiamo a tradurre per esempio puntaggio, non si può tradurre, ma già per se stesso, ecco, puntaggio è una, diciamo così, un italo siculo che evidentemente non può essere tradotto in maniera differente, però ecco ammagarato oppure che so io altri termini, sono termini naturalmente che noi utilizziamo come termini diciamo così anche arcaici, perché anche il termine arcaico è importante, cioè dire il rinnovamento della lingua è fondamentale perché ogni lingua viene sempre rifondata giorno dopo giorno. Ma ecco, andare ai vocaboli passati è importante perché i vocaboli passati non fanno altro che farci scoprire quello che è la nostra storia, perché la storia proprio della lingua siciliana è la storia autentica della sicilianità, che ha subito ben 14 diciamo così, dominazioni. Quindi ogni dominazione ha lasciato chiaramente una propria lingua. Quindi vedete la completezza della lingua siciliana. Questo è la bellezza sta proprio qui. E la traduzione, quindi quando c'è una traduzione di un'opera come l'Amleto in dialetto siciliano non può che arricchire diciamo così, la letteratura di per sé stesso siciliana, facendo riconoscere meglio quelle che sono, diciamo così, in maniera completa anche quelle che sono i cardini essenziali e facendo soprattutto veicolare quello che era anche la nostra cultura. Io volevo comunque concludere questo mio intervento breve
devo dire, appunto parlando di questa similitudine con la sicilianità. È un lavoro questo che si presta molto, possibilmente magari come teatro, nel senso proprio della interpretazione del dialetto siciliano, con degli attori e con la sua trama, naturalmente in sintesi, potrebbe essere una rappresentazione teatrale a tutti gli effetti. Quindi noi oggi la sentiremo in questa ottica, anche se possibilmente non vedremo le gestualità, non vedremo le scenografie, non vedremo ovviamente quello che è la teatralità, ma scopriamo attraverso, diciamo così, il linguaggio, quello che potrebbe essere proprio una scenografia ben precisa all'interno di un contesto teatrale. Questo è quello che effettivamente è auspicabile. Quindi Alessio, complimenti. Io penso che opere come l'Amleto naturalmente si prestano molto alla sicilianità, ma anche altre opere potrebbero essere recuperate sotto questo aspetto. Opere che possibilmente magari sembrano essere lontane dalla sicilianità, ma che invece sono abbastanza vicine. Molto probabilmente determinate persone non credevano che un'opera come l'Amleto potesse essere tradotta in dialetto siciliano, in lingua siciliana, però è stato tradotto. Quindi se è stato tradotto, naturalmente vuol dire che c'è qualcosa che evidentemente dà la vicinanza dell'autore con la nostra Sicilia. Io chiaramente ho concluso questo mio intervento dicendo anche questo a proposito del lavoro. Si parla dei dialoghi, si parla dei monologhi, si parla dell'isolamento del soggetto di se stesso. E questo è, diciamo così, uno degli interrogativi dell'Amleto che non è stato assolutamente risolto e probabilmente non verrà assolutamente risolto e rimarrà sempre un dubbio, naturalmente, essere o non essere. Questo è il dilemma, è un dubbio questo che rimarrà sempre, che noi umani non dobbiamo mai sciogliere. Grazie. Io volevo aggiungere giusto due parole. Diciamo che il nostro Alessio Bacchi si è cimentato con un'opera straordinaria, l'Amleto, Scesto. E credetemi, nella traslazione dall'italiano, è stato dall'italiano al siciliano, ci ha guadagnato. Anche perché noi la tragedia, noi siciliani, la abbiamo nel DNA, da sempre. Infatti corrono voci che fosse siciliano, come giustamente diceva il nostro santo Fedele Missilissimo. Ora, quest'opera è un'opera, credetemi, mirabile. È chiaro che alcune parole sembrerebbero all'apparenza italianizzate, ma dobbiamo anche comprendere che il siciliano ha subito circa 6 secoli di contagio dall'italiano, quindi si è evoluto insieme all'italiano e quindi alcune parole che sembrano italiane in realtà non sono altro che il siciliano moderno, quello che si parla oggi attualmente. E quest'opera straordinaria adesso noi vedremo quando la reciteremo, considerate che non siamo attori, non siamo dei professionisti, questa è una presentazione di libro, non è una rappresentazione teatrale, quindi scusateci se non saremo magari diciamo all'altezza dei grandi attori che potrebbero interpretarlo. Ma credetemi, l'Amleto è stato tradotto si può dire in tutta la lingua del mondo, veramente, e mancava il siciliano. Il nostro Alessio ci ha fatto questo grande dono e sta lavorando, ha lavorato ad altri progetti, adesso ha in cantiere anche Giulietta Romeo, per dire. Quindi grandi opere, sono tasselli che si inseriscono nel grande bagaglio della letteratura siciliana nostra che vanta circa 8 secoli di continuità. Quindi veramente sta arricchendo di molto la letteratura nostra e la sta elevando ad alti livelli. Queste sue traduzioni, altri hanno tradotto tanti testi di antichi poeti o di antichi
filosofi in siciliano. Adesso ha questa sua prerogativa di aver tradotto l'Amleto, non era mai stato tradotto da nessuno. Quindi diamo onore ad Alessio Tacchi per quanto ci ha saputo donare, e vi ringrazio, e io cederei a questo punto la parola proprio all'autore. Grazie. Saluto gli amici del pubblico e li ringrazio per aver scelto di stare con noi questa vita. Ringrazio il professor Sandro Militera per la sua precisa e chiara relazione, quindi Magri, e questa bellissima squadra che ha scelto di collaborarmi in questa impresa, se la vogliamo chiamare così. Io desidero dire una cosa che è personale ma anche ci riguarda, perché molti amici in comune purtroppo devono essere qui stasera, ma non ci sono perché è una tragedia di racconti. Hanno perso entrambi questi gruppi la madre, proprio contemporaneamente a distanza di uno dall'altro. Per cui io desidero ricordarvi qui stasera ed esprimere il cordoglio mio e della mia famiglia e dei miei amici. Però la mamma di Olga Stendi e dell'amico attuale Franco Leontino, che salutiamo. Come diceva il professor Primidera, molte opere sono ostiche, per noi siciliani pesanti, no? E quando io ho scelto di tradurre l'Amleto mi sono posto proprio questa domanda, perché non era difficile seguire, perché è provvisto dal mio punto di vista. Ci sono parti teatrali che si possono eliminare dall'Amleto, che sono veramente pesanti. Però mi sono detto, se io lo sentissi nella lingua dei miei padri, il siciliano aulico, come mi risulterebbe l'Amleto? E mi sono messo a studiare. Mi sono reso conto, così come ho fatto con altre cose importanti, come i Vangeli, tutti i quattro Vangeli, e molte altre opere, sentire la voce di Dio e qualunque altra espressione in siciliano di opere importanti come l'Amleto porta al siciliano un'emozione tale che ci permette poi di capire meglio l'opera, di apprezzarla, perché anche noi, come dicevo, qualcuno abbiamo il diritto, come siciliani, di ascoltare le grandi opere letterali nella nostra lingua. Per cui abbiamo letto molte altre cose, adesso sentirete, quando ascolterete capirete che in effetti entriamo in quella confidenza di cui parlava prima il professor Militera. Io non voglio rubare molto tempo perché preferisco la cultura alle parole, allora grazie ancora e direi che possiamo iniziare. Prima di iniziare la presentazione ci sono due momenti, uno letterario, l'altro è artistico. E il primo letterario credo che ci sia una poesia che verrà letta da Giovanni Grasso, se non vado errato, e poi vedremo quale sarà il secondo momento. Hai scritto poesie in ogni luogo, uno nelle tue creature presentato per dire quanto è tuo come. Ora, Castannareto tu in voce vera, portato dalla poetica siciliana, dico quanto è grande la rovina, ti voglio dire, bravo, bravissimo di vero cuore. Certo, Castropice del Danimarca, di Shakespeare per tragedia a Cannocca, mai avrei saputo pensare da lingua poetica siciliana viene a finire. Nunca, a nulla in meno, a sua creatura, per la vecchia miliardi della bellissima fattura. Devono essere o non essere, ancora sentire, questo è un problema più di tempo segretario. Grazie a voi Giovanni Grasso. Adesso invece abbiamo un altro momento, un momento artistico, no? E questo momento artistico ce lo trova la maestra d'arte Francesca Primidera, che è qui per un ringraziamento particolare che vuole fare proprio ad Alessio Tacchi. Vediamo di che si tratta, Francesca. Sperando che sia di tuo gradimento, ma credo che questo è un grazie che non ho potuto dirti al momento opportuno. Avrei voluto dirti tante volte grazie. È su Pietralari, questo è un mio, è un pezzo unico.
e poi essere onesti, questa è la questione. Grazie. Grazie per tutto quello che hai fatto. E non è questione di niente. Grazie. Io credo che... Sei così emozionata che stai anche tremando. Sì, vero. E questa cosa la dobbiamo dire. Francesca veramente fa tutto col cuore, la conosciamo. Grazie, basta. Alessio Patti con l'associazione Marranzatomo, l'associazione Vincenzo Paternò Tedeschi, Sicilia Corinio e con il sottoscritto Antonino Magri, Santo Privitera, Natalia Carofratello, Rosalda Schillaci, Antonio Giuffrida, Giusi Di Mauro e Pino Parisi presentano Amleto, traslazione in lingua siciliana dell'opera di William Shakespeare. Curto riassunto di Amleto di William Shakespeare. Lupace di Amleto, re di Danimarca, morsi. Somaci, contro ogni convenienza, si maritò con lo cognato Claudio, che a così s'appropriò di lo trono spittante allo nipote. Ma lo fantasma di Lupaci si manifesta ad Amleto, a rivelandoci di essere stato avvelenato di lo frate Claudio e a domandarlo di essere vendicato. Lo giovane principe promette vennitta, ma casca da una profonda lessia e da una paralizzante malinconia. Per smascherare suo zio e portare a compimento lo suo disegno senza dare sospetti, Amleto si finge forte. Però, ammogliandosi lo stesso già le spirali della furia, che venne attribuita a corte allo suo amore più Ofelia, figlia di Lurifardo consigliere Polonio, una femminetta di Ido corteggiata prima, ma poi discaggiata con tanta crudeltà. Per spalesare le responsabilità di Claudio, Amleto fa rappresentare allo castello Giamma, l'assassinio di Gonzago, adattato in tal modo tale di riprodurre Chiedo di Sopaci. Claudio, assai turbato, fa bloccare la rappresentazione, mentre si infittono le sospetti sopra ad Amleto. Quando, dopo un tragico colloquio con Somaci, Amleto ammazza Appolonio a re Ranarazzo, un nido era ammucciato per scutare le sue parole e riferirle al re, Claudio decide di sbarazzarsi di Idro, mandandolo in Inghilterra per farlo ammazzare. Però Amleto, scampato all'amboscata, torna in Danimarca, dopo che Ofelia s'ammazzò per lo dolore e un divenne puro Laerte per vendicare lo pace Polonio. L'epilogo è di grande tragicità. Durante il duello cavalleresco proposto di Claudio con lo fausto scopo di pacificare le due picciotti, Amleto è feruto mortalmente dalla spada di Laerte, che prima lo re aveva avvelenato. Con tutto questo riesce ad ammazzare a Laerte e allora re Claudio. La madre muore per aver bevuto una coppa di vino avvelenato destinata a suo figlio. L'opera si conchiude con l'invito di Amleto all'amico Orazio di contare la tragica storia e con l'arrivo di lo valoroso principe norvegese Fortebrazzo, che acchiana sopra lo trono danese, inaugurando tempi più sereni.
Atto primo, scena prima. Il re Amleto di Danimarca è morto da 1 mese. Ad ucciderlo è stato il fratello Claudio, impossessandosi del regno e sposando la regina. Le guardie di palazzo, durante un controllo delle mura, vedono apparire un fantasma. È Amleto, il defunto re di Danimarca. Nel vederlo restano increduli e tra loro discutono e si interrogano sull'avvenimento. In scena stanno 2 sentinelle, Bernardo e Marcello. Il racconto dei personaggi è declamato da Antonino Magri e Alessio Patti. Il primo interpreta Bernardo, il secondo Marcello. Qui è nuovo! Longa vita un re! Marcello, Sì, io non ci proprio puntuale un tornato. è mezzanotte suonata. Già cosa? Appaio di nuovo stanotte? Io vorrei studente. Manco pistola, non appare. Entra il fantasma. Muto, fermati! Guarda, vedi di nuovo. Con lo stesso aspetto di un regamorsi. Tu chi sei l'eccecuto, parlaci. Guardalo, non pare proprio un re. Guardalo, Marcello. E tale e quale, ma linghi di scanto e meraviglia. Vuole che ci parliamo. A domandaci qualche cosa. Così tu, che approfitto di stanotte, insieme alla mirriosa forma con cui stilava qualche volta la maestà di un vorregato re di Danimarca, che lo cielo parla, ti ordino. Sa finio. Guarda, se ne va con fermezza. Tratteniti, parla, ti lo comando, parla. Scompario, non spercia da rispondere. Questi, insieme alla regina madre, si rivolge al nipote Amleto, tentando di quietare la sproporzionata costernazione e angoscia che esso manifesta per la morte di suo padre. Il racconto è declamato da Alessio Patti nelle vesti del re Claudio, Antonino Magri in quelle di Amleto, Giusy Di Mauro in quelle della regina. Com'è che stia ancora così annuvolato? Non è così, mio signore. Sono troppo assolicchiato. Buono, Amleto, allontano lo tuo colore notturno e che lo tuo occhio parli come un amico, lo re di Danimarca, e non cercare più sempre che tu qui non hai regalati lo tuo nobile pace dallo bruvolazzo. Tu sai che cosa comuni, tutto chi tu che vivi ava morire, passando all'eternità per mezzo della natura. Oh, si giochista assai, rancida carne, potesse sciogliersi. Oh, se tu l'Eterno non avesse decretato lo suo comandamento contro lo suicidio. Oh Dio, come erano fracchi, arrancetuti, allattumati e inutili, mi parano tutte le abitudini di questo mondo. Cielo e terra, io a ricordare che si afferragava cittadino come se lo suo appetito crescesse mentre si dissipava. Eppure in tan solo mese non c'è a pensare debolezza, lo tuo nome donna, un unico mese prima che si sfardassero le scarpe, unì appresso al corpo dell'uomo povero pace, tutto piangente come Niobe, Ida stessa. Oh
Oddio, una bestia senza l'autor della regione avesse cangiato con l'uomo. E da stessa, maritata, con me zio, lo frate di me pace, ma assimigliando a me pace come io a Ercole. Da solo mesi, prima ancora che lo sale di scelerate lacrime avesse lasciato rossi l'occhi, sono impaghiazzati, e si maritò. Oh, Brescia peccaminosa, correre con tanta maestria all'insole impure. No, non è cosa buona e non può portare a niente di buono. Atto primo, scena terza. Polonio e Ofelia. Entrano in scena Polonio e la figlia Ofelia, i quali discutono dell'atteggiamento folle di Amleto, del suo sconforto, ma soprattutto dei suoi sentimenti nei riguardi di Ofelia. Il racconto è declamato da Antonino Magri nelle vesti di Polonio, da Rosalda Schillaci in quelle di Ofelia. Mi fu detto che spesso ultimamente ti ha dedicato un suo tempo e che tu fosti tanto disposta e generosa di dare ciadenza. Se è così, almeno come me la contare e per desarti, io ti a dire che non ti sai arvidere di te stessa così chiaramente come si confà a mia figlia e al tuo onore. Chi c'è già oggi? Dimmi la verità. Mi fece ultimamente, mio signore, tanti offerti di lo suo affetto per mia. Affetto? Ma pare come una carosetta senza esperienza di simili pericolose circostanze. E tu credi alle sue offerte, come li chiami tu? Io, mio signore, non saccio zocco pensarmi. Madre Santissima, te lo insegno io. Pensa casina picciottetta che picchiò ste offerte e poi orcolato. Vinni dal prezzo il più chiaro. Ho detto papale, mi fai dare la parte dell'ombicillo. Mio signore, e tu mi trattò in modo onorevole con il suo amore. Sì, lo puoi chiamare modo. Amonin. Polonio e Ofelia. Prosegue la scena con gli stessi personaggi e declamatori. Dunque, Ofelia, che successe? Oh, mio signore, mi picchiai scanto. E che cosa, in nome di Dio? Mio signore, mentre cuseva già la mia camera, lo principe Amleto, con la giacchetta tutta slazzata, senza cappello in testa, di cosetti lordi, e senza giarritteri, sutta ad ammarazzare i cavicchi come zucchi, mortizzo, come la sua camisa, li di notte che sbattevano l'una con l'altro, e con un aspetto così pitoso a vederisi, come se si fossi lasciato ieri di l'inverno per parlare di orrore. Mi vieni davanti? Pazzo d'amore per te, eh? Mio signore, non lo saccio, ma davvero mi scanto dillo. Atto secondo, scena seconda. Regina e Polonio. Entra in scena la regina Geltrude. Polonio
discute con essa dell'atteggiamento folle di Amleto e a testimonianza di ciò le legge una lettera scritta dallo stesso Amleto ad Ofelia. Il racconto è declamato da Antonino Magri nelle vesti di Polonio, da Giusi di Mauro in quelle della Regina. Lo vostro nobile figlio è Forte. Forte lo chiamo, perché per definire la vera follia, che cos'è se non essere nient'altro che follia? Ma andiamo avanti. Più sostanza e meno arte. Signora, giuro che non c'è nulla arte di parte mia. Che il Forte è vero. Il vero è che è un peccato che è vero, perché non oso fare arte. Ammettiamo allora che il tuo è forte. Ora non resta che scoprire la causa di questo effetto, o diciamo piuttosto la causa di questo difetto. Perché questo effetto difettoso non c'è una causa. Questo è quanto. Riflettete. Io hai una figlia, ce l'hai fino a quando è mia, che nell'osservanza dello suo dovere e della sua devozione, facete attenzione, mi desi dista. Ora, ascoltate e ragionate. Alla celestiale e idolo dell'anima mia, la tanto un pupata Ofelia. Io è una frase varia, una frase del brano, un pupata, io è un'espressione esotica, ma la vita assente. Ecco, dall'uso splendido e limpio petto, chisti e tanto altro. Chissà, è scritta di Amleto Pigia? Gentile signora, un poco di pazienza, sogno fedele. Non essere certa che di fuoco sono le stille, non essere certa che si muove lo sole, non essere certa che la verità è monsignoria, giammai, ma sentiti sicura del mio amore. Oh, caro Ofelia, non sogno un buono verseggiatore, mi manca l'arte di pronunziare con chiarezza dell'admiti, ma che aiutiamo chiudi ogni cosa, oh tanto chiudi ogni cosa, credilo. Addio, lo tocco sempre, carissima signora, fino a quando sta macchina di carne e sangue è Amleto. Atto terzo, scena prima. Il re Claudio e il consigliere Polonio complottano tra di loro. Vogliono sbarazzarsi il prima possibile di Amleto. Mentre discutono, sentono giungere Amleto. Decidono allora di nascondersi e osservare Amleto nelle sue divagazioni. Il giovine dà vita a un dibattito interno sui vantaggi e gli svantaggi dell'esistenza e sull'opportunità di togliersi la vita. Amleto ritiene che gli svantaggi del vivere superano i vantaggi, ma è anche consapevole che la Chiesa condanna il suicidio come peccato mortale. Declama il soliloquio essere o non essere
Alessio. Essere o non essere, questa è la questione. Si è più nobile nell'anima sopportare i colpi di ciunna e i saetti della gioiosa fortuna o impugnare l'armi contro il mare d'affanni e resistendoci dalle cifine, morire, dormire, nient'altro. E con sonno mettere fine allo dolore del cuore e alle mille sobborghi naturali che la carne riceve. Chissà, è una fine di desiderare a mano ionte morire, dormire, forse sonnare. Sì, è proprio un produbbio, perché nel tuo sonno di morte, quali sonni possono venire alla libertà che stiamo di sto intrigo mortale, da fare, a dimorare. Ecco, lo scrupolo che rende la sventura a così lunga. E dunque, come volesse sopportare i zottiati e le appuffuniate dello tempo, lo torto dello tiranno, l'angionia dell'uomo superbo, gli spasimi dell'amore disprezzato, la dimorale della legge, l'insollenza dei carichi ufficiali e lo disprezzo caro merito pacenzioso, i cieli di devastase, quando se potessi io stesso dare a vento una punta di impugnale. Come, stanco, volesse portare giosci, che tanto gli astime e studanno sotto lo peso della vita, se io non fosse lo terrore di qualche cosa dopo la morte dello sconosciuto paese d'ogni nudo viaggiatore fa ritorno. Broglia, la volontà è volontaria, ne fa sopportare dei mali che già avremo piuttosto che ricorrere a chi che sconosce. A così la coscienza ne rende tutti vivi. E a così lo colore naturale dello coraggio è renduto fracco della pallida fiamma dello pensiero e le imprese di grande autezza e il momento queste stagioni trariano dello suo corso e perdono persino lo nome di azione. Ma calmate, ora la bella Ofelia, ninfa, dalle tue orazioni sono ricordate tutti i miei peccati. Atto terzo, giuramento duro e di denuncia contro di lei. Gli chiede cosa deve fare affinché il suo animo si plachi e torni ad essere sereno. Il racconto è declamato da Giusy Di Mauro nelle vesti della regina, da Ninni Magri in quelle di Amleto. Che hai
fare? Non chisto assolutamente che vi ordino di fare. Lasciate che lo regresso vi tenti ancora in tal letto, scostumato vi d'ogni pezzolone dalla fossetta. Vi chiama lo suo passaretto e pimparo dell'orde vasure o tastianno sopra lo coggio con le sue dita dannate, vi fa sbrughiare tutta sta matassa che in realtà io non sogno per niente forte, ma un pazzo ad arte. Fosse buono fare cielo sapere, perché voi, si d'un'onna regina bella, misurata, sapiente, una buffa, una tartarita, ignattazzo, ammucciasse facendo cose private, che lo facessi? No, a dispetto del buonsenso e dello segreto, grapite la canniscia sopra lo tetto della casa, facete a volare la cedere e come la signa della fiaba per arrivare a certe conclusioni, cacciatevi nella canniscia e cascando, rompete l'ossa del corpo. Stai certo, se tu le parole sono fatte di ciato. È lo ciato di vita. Non hai vita. Per dare ciato a zocco di cisti. Atto quarto, scena quarta, Regina e Amleto. Polonio, nascosto dietro un tendone, spia Amleto mentre discute con la madre. A un certo punto Amleto si accorge che dietro l'arazzo c'è qualcuno. Sfodera la spada e lo infilza uccidendolo. Aperto l'arazzo, scopre trattarsi di Polonio. Decide allora di far sparire il corpo. Il re Claudio, venutone a conoscenza, manda dei servi a far cercare il corpo. Frattanto la regina e Amleto tornano a confrontarsi. Oh, Amleto, non parare più. Tu giri i miei occhi verso la mia stessa anima. E già, vedo macchie a così neri che non perdono lo suo colore. Sì, ma campare dallo sudore ripugnante del letto lordo, sfatta dalla corruzione, cerimoniosa, e a fare l'amore tan sozzo porci. Oh, non parlare più! Sti parole già sono da parecchie con pugnali. Lascia ire, duce Amleto. L'assassino inforfante, un servo che non è un vintesimo di la 10ª parte del vostro precedente marito, remagliazzo, scippatore dell'impero della carica, che in una mensola rubò lo prezioso diadema e solo un conta la sacchetta. Finiscila! E il re dei sciazzi è arrepizzato. Atto quinto, scena seconda, Amleto e Orazio. In conclusione Fortebraccio. In precedenza, Ofelia si suicida a causa di Amleto. Il fratello Laerte ottiene dal re di duellare con Amleto per vendicare la morte del padre Polonio e della sorella Ofelia. Insieme al re preparano un piano. Decidono di avvelenare del vino da offrire ad Amleto e anche di avvelenare la punta della spada di Laerte.
L'intento è quello di uccidere con l'inganno e con la forza Amleto. E così, mentre i due giovani combattono, la regina Geltrude, ignara che il vino versato per Amleto fosse avvelenato, beve dalla sua coppa, brindando alla vittoria del figlio, e stramazza a terra, morendo. Amleto si accorge allora dell'inganno e in un combattimento cruento riesce ad avere la meglio su Laerte, uccidendolo proprio con la spada avvelenata. Ad Amleto non resta infine che uccidere il re Claudio passandolo di spada. Egli stesso è ferito a morte. Ad assisterlo, prima di spirare, il fraterno amico Orazio. Assistiti, bianchi e tremuli a st'evento, e siete solo comparsi e spettatori d'estate. Oh, se do solo avesse tempo, ma sto sergente salvaggio, la morte è spietata anta la sopigliata. Oh, potessi dirvi, ma è così. Orazio, sul mio morto tu campi, conta sopra di mia e sopra la mia causa la verità all'increduli. E Silvio se no, dammi la coppa, l'assa per lo cielo è mia. Oh Dio, Orazio, che non feroto, se le cose restano così ignote mi sopravvivi. Se tu mai m'ha tenuto un talo cuore, stai lontano per t'anticchia della felicità e da sto feroce mondo piglia l'ho tociato dallo dolore per contare la mia storia. Si fa avanti l'esercito condotto dal principe danese Fortivrazzo, che dopo la morte di Amleto entra in scena, vede tutti i morti sullo sfondo e pronuncia queste parole conclusive del dramma di Shakespeare. Quattro capitani portano Amleto con un milite sopra lo palco, perché di certo, miso alla prova, s'avesse mostrato un vero re. E più lo soggiapasso, la musica dei soldati e riti marziali parlano forte Pietro. I sate le corpi, spettacolo come questo, se dice un campo di battaglia, ma che è troppo farolò. Iti, è ordinato alle soldati di sparare.
escono tutti marciando. Essi o non essere, chi sta nella questione? Vi ringraziamo tutti quanti. Vedete, abbiamo spezzettato e proposto alcune brevi episodi, alcune piccole parti dell'Amleto, parti significative, solo per dimostrare la forza che il siciliano può trasmettere ad un dramma del genere. Vedete com'è bella la nostra lingua, com'è ricca e com'è completa. È una lingua in tutti i sensi, perché si presta a poter sviluppare qualsiasi argomento. Ringraziamo Alessio Patti per quello che ci ha donato, ringraziamo il nostro Santo Privitera per averci coadiuvato, ringraziamo Sicilia Polmiro che ha ripreso tutta la serata. Ringraziamo la nostra Natalia, caro fratello, la voce narrante. Ringraziamo la nostra Giusy Di Mauro, la nostra regina, e ringraziamo la nostra Rosalda Schillaci della parte di Amelia. Ringraziamo Antonio Giuffrida per quanto riguarda la musica. Ringraziamo i fotografi Giovanni, Mario e Orazio che hanno ripreso le mani. Grazie di cuore. Ci auguriamo di avervi donato una serata all'insegna dell'emozione e della cultura, perché credetemi, il siciliano è cultura. Passo la parola al nostro Alessio Patti che vi saluterà. Io vi ringrazio, avete trasmesso a noi che nonostante eravamo preoccupati per la recitazione, ma guardando voi i vostri sguardi, i vostri volti contenti, interessati, questo ci ha fatto capire veramente che abbiamo fatto bene. Quindi, come si è detto fino a poco fa, la lingua siciliana è qualcosa che veramente ci prende il cuore, ci prende l'anima, ci riporta indietro, perché non dobbiamo perdere questa radice importante per cui i nostri padri, i nostri nonni, i catalani hanno tanto lottato, va bene, in passato. Per cui il contributo che noi possiamo dare è questo e lo dobbiamo amplificare sempre più con il teatro, la poesia e lì dove è possibile traducendo le grandi opere, affinché anche noi siciliani possiamo ascoltare queste opere con il sentire dei nostri padri. Grazie e buonasera. Un grazie particolare a tutti voi per la vostra presenza, grazie di cuore, e in particolare alla dottoressa Sant'Angelo che oggi ci ha voluto onorare, nonostante le cose che un gruppo letterario ovviamente che tutti quanti ormai conosciamo. Sono felice di dare una notizia che oggi in poi Sicilia Colimio ha anche la sua mascotte. Si è prestato con molto piacere Francesco, il nostro figlio, e quindi sarà la mascotte di Sicilia Colimio. Lui è stato il fantasma che avete visto. E l'avete esorcizzata bene, devo dire, con la vostra interpretazione. Grazie. È soprattutto un grande onore. Ringrazio Alessio Patti per avermi dato questa opportunità, Nini Magrin, Sicilia Colimio, Vincenzo Paterno Tedeschi nella veste di Santo Privitera. È stato un onore essere con Natalia. E io ringrazio tutti gli intervenuti, la vostra attenzione è stata la nostra emozione. Quindi grazie a voi di averci seguito
seguito così bene, silenziosamente e attentamente. Grazie a Alessio e a tutti voi, perché Alessio mi ha contattato, mi ha regalato questa cosa bellissima che è stata leggere e partecipare a questa bellissima presentazione, e a tutti voi perché ho incontrato e ho dei nuovi amici, bravissimi tutti. Grazie.